Daniele Stival, assessore regionale alla protezione civile. Assessore, oggi prima giornata della 3 giorni dedicata a ricordare la tragedia del Vajont, un convegno importante sul rischio acqua, ma anche l'importantissimo meeting dei volontari del Veneto. Sì, in questi 3 giorni finalmente si parla di fatti, e cioè ciò che la protezione civile deve fare per i suoi cittadini, ciò che la protezione civile deve diventare come un qualcosa in progress, nel senso che la protezione civile da questo meeting vuole essere ancora più preparata e pronta per gli eventi, qualsiasi evento come in questo caso quello sismico, quello antincendio boschivo, ma anche dal convegno di oggi con il capire i problemi dell'acqua in montagna con le dighe, dell'acqua in pianura con quella che insomma è stata anche l'alluvione in Veneto. Quindi momenti di crescita per il nostro sistema, momenti di test anche del nostro sistema per capire e vedere quanto siamo pronti appunto per eventi di questa portata. Voi come Regione Veneto puntate moltissimo sulla formazione dei volontari e anche sulla diffusione tra i giovani della cultura della protezione civile. Sono due aspetti fondamentali, la crescita del sistema, anche se è un sistema di volontariato, ormai i ragazzi del volontariato devono essere dei professionisti del volontariato e quindi l'esigenza della formazione è fondamentale. Ormai siamo e stiamo formando dai 4.000 ai 6.000 volontari all'anno, quindi un lavoro molto importante ai quali i ragazzi, i volontari lo fanno ben volentieri perché vuol dire far crescere il sistema stesso. Dall'altra si parte dalle nuove generazioni, dai più piccoli, dai più giovani, che sono anche i più entusiasti del voler e nel voler capire cos'è un'emergenza, cos'è la protezione, ovviamente cos'è la protezione civile e i giovani poi sono i primi che magari incentivano i genitori stessi a mettersi a disposizione degli altri e quindi del volontariato di protezione civile.